Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere cosa combiniamo durante i vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video verso metà marzo e in questo momento ci stiamo occupando con l'ultimo capitolo dei grandi lavori che dobbiamo effettuare per preparare il terreno, per andare a piantumare il nuovo vigneto. Se vi ricordate, nelle settimane scorse avevamo fatto alcuni video in cui abbiamo documentato i lavori di preparazione appunto di questo terreno, quindi dalla ripuntatura all'aratura, al passaggio con l'estirpatore, e in questo caso invece oggi ci stiamo cimentando con il passaggio con l'erpice rotante. Stiamo facendo quindi l'ultimo passaggio prima di fare il nuovo vigneto, piantare le nuove barbatelle, e in questo caso attraverso l'utilizzo dell'erpice rotante andiamo a dare una livellata e andiamo a creare una trama molto fina del terreno, della terra, e condizione perfetta per poi appunto andare a fare le operazioni di piantumazione, quindi andare a piantare le barbatelle, in modo tale che abbiamo creato questo terreno smosso dalle lavorazioni precedenti, quindi dalla ripuntatura, l'aratura, eccetera eccetera. Con questo passaggio andiamo a creare un substrato molto soffice che consentirà quindi poi alla macchina operatrice che verrà a piantare le barbatelle di lavorare con molta precisione, e ovviamente le barbatelle troveranno un terreno molto soffice per andare a sviluppare poi l'apparato radicale fin dalle prime battute. Le condizioni in cui si presenta il terreno sono veramente ottime per questo lavoro, perché si è completamente asciugato. Abbiamo avuto la fortuna di poter preparare il terreno nelle migliori condizioni, già con l'aratura, la ripuntatura eccetera. Abbiamo lasciato passare una settimana in modo tale da andare a asciugare perfettamente il terreno, in modo tale che anche gli strati un po' più profondi, che sono stati portati leggermente in superficie attraverso l'aratura, si asciugassero perfettamente. E ora appunto stiamo effettuando questa lavorazione con una terra completamente asciutta. Per fare questo lavoro abbiamo attaccato al Lamborghini l'erpice rotante di marca Alpego, 3 metri, e presenta appunto ovviamente le classiche componenti dell'erpice rotante, quindi i denti che si muovono su un asse verticale, e poi dietro è posizionato il rullo in modo tale da andare a fare proprio un bel livellamento del terreno. Ecco la differenza tra la porzione lavorata e la porzione invece che dobbiamo ancora andare a lavorare. Vedete come già il terreno si presenta in condizioni veramente perfette. Andiamo a creare questo passaggio con l'erpice rotante proprio per andare a dare un'ultima livellatina, andare a tirare via qualche piccolo
solchetto che si sono, diciamo, formati, ma poi appunto il terreno veramente si presenta in modo già ottimale, molto fresco, molto soffice, proprio dovuto al fatto che abbiamo avuto una parentesi di bel tempo per andare a fare queste lavorazioni e quindi siamo riusciti a preparare il terreno in modo veramente perfetto. Ora il papà sta completando, diciamo, il campo perché abbiamo finito di fare l'erpicatura in questo senso. Ora facciamo i giri, diciamo i bordi, ecco, il perimetro esterno, in modo tale da andare a livellare quella terra che è stata magari portata in fondo attraverso appunto l'utilizzo dell'erpice, o comunque le impronte, le peste del trattore che ha fatto quando arrivava in fondo al campo, in modo tale da creare appunto un bel piano, ecco, e in modo tale che poi, una volta fatto, ecco, questi passaggi, il terreno è pronto per poi andare a fare la piantumazione appunto delle barbatelle, che andrà fatta indicativamente nel giro di una settimanina. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto vi abbiamo raccontato anche questo, diciamo, capitolo di questa lavorazione, di questa preparazione, ecco, del terreno per il prossimo vigneto. Quindi siamo molto soddisfatti sia di averlo condiviso con voi, ma anche di essere riusciti, diciamo, in un tempo ragionevole, ecco, a preparare il terreno e nelle migliori condizioni, ecco, di lavoro che potessimo mai auspicare, per cui siamo veramente soddisfatti. Qui in fondo vi lasciamo sempre alcune schede in modo tale che possiate andare a recuperare qualche video se ve lo siete persi nelle scorse settimane. Come sempre vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale, se avete diciamo suggerimenti, commenti eccetera, scrivetecele sempre qui sotto, e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.